La comunità di Sant'Anna a Rapallo si è ritrovata intorno ad una madre. La riflessione del vescovo di Pavia al termine della processione serale ruota attorno al mistero della maternità. La donna madre, spiega Monsignor Corrado Sanguineti, è segno di tenerezza, solidità, accoglienza, conforto e nido e grembo della vita. Il presule invita dunque a guardare a Sant'Anna, la mamma di Maria, per riscoprire il dono dell'essere madre in un mondo, quello di oggi, dove non c'è profonda stima per la maternità e dove si fa fatica a dare alla luce dei bambini. Di qui l'esortazione di Monsignor Sanguinetti a riscoprirci figli. Nessun uomo si è autogenerato, tutti abbiamo ricevuto la vita. E se siamo figli, conclude, allora bisogna recuperare il senso della gratitudine. La giornata non deve essere solo costellata di lamentele pretese, dice il vescovo, o ci dimenticheremo della gratuità dell'esserci. Durante la preghiera finale, Monsignor Sanguinetti esprime il proprio stupore per la grande presenza di fedeli alla processione, soprattutto tante donne, mamme e bambini. La Chiesa, come spesso dice Papa Francesco, è donna perché è madre, e quindi guardare in questo caso a una madre che è Sant'Anna e con lei a colei che poi è madre per eccellenza, Maria, vuol dire, penso, per una comunità cristiana come quella di Sant'Anna, riscoprire il proprio volto, cioè l'essere questa comunità, un luogo che genera alla vita vera, alla vita piena, e che genera vita. Diventa una grazia per tutta la nostra comunità, la comunità diocesana di Chiavari, che è una comunità segnata da profondamente un'orma materna, pensiamo alla Madonna di Montallegro, alla Madonna dell'Orto, e quindi davvero, come diceva Giovanni Paolo II quando venne a Chiavari, un po' il giardino di Maria. Ebbene, possiamo dire che queste presenze di madri, Maria, Sant'Anna, ci fanno toccare con mano che la Chiesa, prima che un'istituzione, è un luogo generativo di vita.